I Village People, Max Gazzè, mura stracolme di pubblico. Per il Festival Suoni di Marca, entrato nel clou, sono giornate intense. Gran finale domenica, ma si può già tracciare un primo bilancio. È andata molto bene, i primi giorni infatti il pubblico ha avuto un aumento sicuramente del 30% rispetto agli altri anni, complice il bel tempo, ma soprattutto la programmazione musicale che è stata veramente raffinata, cercando di accontentare tutti i gusti. Tanto da trovare posto anche per le band emergenti del territorio. Ci sono molte proposte appunto da parte dei gruppi stessi e al contempo viene fatta una selezione musicale appunto per dare anche lì una varietà di genere musicale proprio durante la manifestazione. Ci sono anche delle collaborazioni con delle realtà locali come il Progetto Giovani, Sisma, Oblique, tutte delle realtà territoriali che promuovono la musica anche all'interno del nostro festival. Molti gli artisti che saliranno sul palco da qui a domenica: Giulio Casale, Anna Calvi, Matt Bianco, Omar Pedrini, Eugenio Finardi, Banda Bardot. In un festival in cui si è lavorato molto anche per la sicurezza, in questo gli organizzatori hanno avuto grande supporto. L'amministrazione comunale ha dato l'appoggio per quanto riguarda la location e anche tutte le misure di sicurezza che stiamo attuando, in special modo la polizia locale, ma devo dire che anche Questura ha dato un buon apporto per garantire a tutti la maggiore sicurezza in questo festival, che deve essere il festival della città di Treviso.